No, I'm not a writer. E buongiorno Italia, volevo iniziare la puntatina con una girata col drone qui nella spiaggia di Cortellazzo dove siamo oggi, solo che c'è troppo vento, quindi un fiato di fantasia, cioè immaginati il drone che passa, guarda che bello, tutta questa zona con l'alta marea, no? Col sole, tutto in controluce, che fa tutte quelle cose, no? Poi sempre il drone che passa a fianco all'Alessia mentre sta camminando tipo sull'acqua come Gesù Cristo, fa l'Alessia Cristo, no? Vedi? E è alla ricerca di vongole, no? Quindi in qualche modo lei moltiplica i pesci. Quando poi dico che quella donna è una santa, adesso hai capito il perché, cioè cammina nell'acqua e trova i vongole, insomma, ecco. CP, ti piace il VC? È un bel VC. Scusa amore, l'ho accesa tardi, ho perso le tue corsette da scemota in riva al mare. Vedi, io per le mie full timerate, cioè a parte che vabbè c'era comunque l'amorosa qua, però ho scelto una località di mare perché mi dà quel senso di possibilità, no? Cioè lo spazio, il mare o comunque anche in qualche modo inverno magari questa è la natura, no? Capisci? Quindi mi sento sempre vicino ad un qualcosa, ad un ipotetico traguardo che anelo e sogno, no? Un po' come ogni tanto quando sono di passaggio e vedo quei paesi grigi, cito sempre Marghera e penso Poireti, penso a quelli che abitano qua, cioè lontano dal mare, lontano dalle montagne, dai fiumi, dalle colline, lontano da questo benessere, perché alla fine questo è benessere, lo spazio, l'incontaminato che ogni tanto ci vuole nell'equilibrio di un uomo, e questi colori indescrivibili, o questa percezione dei colori, giustamente. E poi qui possiamo far finta di essere tipo ai Caraibi, no? Cioè tipo adesso io e Alessia siamo su Laguna Blu, no? L'hai visto? Bellissimo film. E lei è nell'altra isoletta, tra lei e qua c'è lo squalo, ti ricordi quando tipo andavo a cacciare c'era lo squalo, no? Quindi io che ho paura degli squali, sì, non è che non ho voglia di sporcarmi le scarpe andando a inzupparmi nell'acqua, no, è la paura dello squalo, sto qua, no? E questa, ragazzo, col sole che mi batte negli occhi, è la spiaggia di Cortellazzo. Qui è pieno di campeggi, siamo proprio dove sfocia il fiume, dove ci sono gli alberi, quel verde lì.
ecco, così ho trovato anche una vecchia compagna di classe, cioè vecchia nel senso delle medie, no? E il CP si è sfogato, ho detto, dopo gli ho messo lo stop perché ho detto che non mi scopi il cane, insomma anche 10 anni, vero CP? È qua che ancora voglia di correre e giocare. Bionda, tanti bau oggi, Bello, bello, bellissimo. Qui siamo col filtro ND, probabilmente vuol dire il filtro non dichiarato. No, beh, non credo che sia così, però insomma lo si usa nelle situazioni di tanta luce, oppure quando vuoi fare i filmati in controluce. La GoPro ce l'ha in automatico, si chiama Spot On. Io di solito lo tengo disattivato, so che magari a te queste cose non interessano, però come dico sempre magari a un altro te interessano. Attento, eccolo qua, vedi, adesso l'ho disattivato e hai visto la luminosità è andata su tantissimo, e anche se l'ISO è a 125, quindi il minimo possibile, però insomma stiamo anche guardando il sole. No, non era una puntina, era un po' dietro le quinte una spiegazione delle mie ricariche energetiche. Quando fai le passeggiatine così col sole, con le belle giornate, non solo ti ricaricano i pannelli, a parte quelli di Zigano che ha parcheggiato all'ombra, ma ti ricarichi anche tu, no? Infatti io ero molto fiacco in questi giorni e adesso sto bene, molto bene, da 0 a molto.